Giuseppe Boscolo Palo, amministratore unico di Chioggia Orto Mercato del Veneto, ha chiesto al sindaco Armelau un incontro allargato alle organizzazioni agricole e a tutta la rappresentanza produttiva clodiense. Un incontro ritenuto urgente, a quanto sostiene Palo e le due associazioni socie di Ortomercato, Capo e Sico. Le commissioni continuano a slittare, ma sarebbe giusto un confronto per capire cosa ne pensino le organizzazioni agricole sull'affidamento del mercato a SST, oltre che sul dialogo in corso tra Oppo Veneto e sindaco per liquidare Chioggia Ortomercato del Veneto, prima della messa al bando, e sul fatto che il sindaco rifiuti gli incontri richiesti. L'assemblea per l'approvazione del bilancio di Chioggia Ortomercato è stata convocata per la terza volta per il prossimo 27 giugno. Già per 2 volte non si è raggiunto il quorum. In tale occasione è previsto anche il rinnovo dell'organo amministrativo. In questo momento la delega all'agricoltura è in mano al sindaco. Palo ricorda di aver già richiesto incontri con l'amministrazione, col sindaco, in modo da poter avere un confronto sul tema della necessità di trasparenza nelle fasi produttive o commerciali nel settore orticolo. A riguardo aveva prodotto una relazione presentata a sindaco, presidente del consiglio, vice sindaco e assessore all'agricoltura il 12 maggio del 2023. Un confronto che non si è mai ottenuto. Ortomercato ha dato il via a numerose iniziative, incluso un incontro avente per tema caporalato e agromafie, un fenomeno presente anche in Veneto. Sono emerse in questo periodo criticità rilevanti che hanno portato Palo a presentare lo scorso 23 ottobre un esposto al nucleo carabinieri dell'Ispettorato del Lavoro a tutela dell'operatività del mercato orticolo di Brondolo, della redditività delle aziende agricole locali e più in generale della tutela e sopravvivenza del sistema orticolo locale. Su questa questione, sulla gestione del mercato orticolo, sono state richieste commissioni mai convocate. Questo non favorisce un confronto costruttivo, sostiene Palo. Non aiuta neppure la recente comunicazione dell'avvio della liquidazione di Chioggia Ortomercato del Veneto, una decisione che potrebbe precludere la possibilità per Sico e Capo di partecipare congiuntamente e in continuità operativa alla futura pubblicazione del bando. Per lavorare sul futuro del comparto orticolo serve un'unità di intenti, conclude Palo, chiedendo che sia proprio il sindaco, ora assessore all'agricoltura, a farsi promotore dell'organizzazione di un incontro urgente, nella modalità che riterrà più opportuna, invitando le organizzazioni agricole, quindi Coldiretti, CIA e Confagricoltura, Chioggia Ortomercato del Veneto, il Consorzio di tutela del radicchio di Chioggia IGP e Veneto Lavoro, con il Centro per l'impiego di Chioggia. Scopo dell'incontro sarà avviare un confronto e condividere eventuali soluzioni.